purtroppo per lui inutile, ma attenzione al pallone perso dalla Roma, riparte il Cotton Club, Giuffrida, il tocco è per Lefebvre che fa subito 1-0. Cotton Club, chiedo scusa, è Forcina sulla destra, il numero 37 la può mettere in mezzo per Forcina tutto solo e poi Merciaro per Maschietti che pensa al destro, si defila dal lato corto dell'area, la mette in mezzo Zamperini, attenzione perché c'è un intervento del direttore di gara. Parte ora il numero 99 con il destro in porta e Santarelli devia in corner. Maschietti come una falange, il Cotton Club non concede spazi, ancora Maschietti, il tocco è centrale, c'è il destro da parte di Guadagno. Dunque Santarelli fa ripartire i suoi, Blandino va lungo, attenzione ancora per Forcina. In fallo laterale, la batte lo stesso numero 4, attenzione a Maschietti, entra in area, Maschietti con il destro e il miracolo di Santarelli in corner. Il Cotton Club, proprio Mele che va a servire in area di rigore Giuffrida e c'è il calcio di rigore per il Cotton Club. Chiave della gara, Vannolano col destro, lui non sbaglia, 2-0 Cotton Club, la chiude probabilmente Nolano. Complimenti ai nostri avversari, hanno dato dimostrazione del fatto che sono lì al primo posto con una grandissima prova anche questa sera. Segnare un calcio di rigore in un momento così delicato della partita potrebbe aver cambiato alcune cose, però se non metti dentro la palla poi stiamo parlando di un'altra partita, quindi non possiamo fare delle valutazioni su questo tipo di episodio. Avere un portiere come Santarelli che però in questi casi fa la differenza è una cosa importante in questo gioco. Premetto il valore della squadra, Cotton Club grossa squadra, e voglio fare anche i complimenti per l'atteggiamento dei giocatori in campo, leali dall'inizio alla fine, anche il risultato in bilico, comunque complimenti per l'atteggiamento che hanno avuto che va oltre il calcio. Loro messi benissimo in campo, per fargli far fatica anche a loro a girar palla abbiamo insomma prescelto una formazione un po' più compatta, stavamo messi molto bene, poi al momento di partire facevamo un pochino più di fatica. Piccolo trotto perché nonostante abbiamo vinto 2-0, diciamo è una partita che si poteva complicare perché loro hanno avuto un calcio di rigore. Poi dobbiamo ringraziare sempre il nostro super portiere che ha parato 2 rigori su 2, quindi fa sempre gli straordinari, per lui è routine fare queste cose. Comunque era una partita da chiudere prima, non ci siamo riusciti, siamo stati forse, non so se più al piccolo trotto perché eravamo contratti dopo l'1-0, era come se avessimo paura di chiudere la partita, eravamo un po' tesi. Forse, quella è l'impressione che ho avuto. E comunque è andata bene, continuiamo a non prendere gol e questa è la quinta o la sesta partita consecutiva in cui non si prende gol, mi sembra così. Il risultato ci dà tanta soddisfazione, in questo momento del campionato l'importante è vincere. Può essere brutto dirlo, ma bisogna vincere in tutti i modi possibili, anche con Santarelli che para un rigore a D'Anversa, Santa che fa un altro intervento al secondo tempo miracoloso a mano aperta, praticamente con la panchina avversaria che già era in campo per risultare al gol, e noi che poi riusciamo a chiuderla col 2-0. Abbiamo avuto delle occasioni al primo tempo, non abbiamo poi espresso un calcio così brutto forse, imprecisi sotto porta, però ci può stare, va bene così. L'importante in questo momento della stagione, l'importante è portare a casa i 3 punti.